Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30. Gli 80 anni di Giampaolo Pozzo, compleanno speciale oggi per il Paron, da 35 anni alla guida dell'Udinese e da 26 ininterrottamente in Serie A. Questa sera alle 22 uno speciale con gli auguri di tanti personaggi che hanno segnato la sua epoca al servizio di Francesca Spangalo. 80 anni oggi. Giampaolo Pozzo festeggia l'importante traguardo e il mondo del calcio lo omaggia, patron più longevo di sempre di una società calcistica italiana e come personaggio che, al di là di questo record, ha segnato comunque la storia della Serie A. Patron per l'Italia, Paron per il Friuli, da quando nel luglio dell'86 è subentrato a Lamberto Mazza, il cui pacchetto azionario era stato messo in vendita al termine di una stagione particolarmente travagliata. Prima una cordata di imprenditori, poi tutti si defilano, ma lui resta e sarà l'intuizione che cambierà la sua vita da lì in poi e quella del club. L'iniziale avventura di Giampaolo Pozzo è tutta in salita e il 5 agosto dell'86 l'Udinese è condannata alla retrocessione per uno scandalo del Totto Nero della stagione precedente. Il 28 agosto la sentenza viene rivista e l'Udinese rimane in A con 9 punti di penalizzazione. Una salita che serve però evidentemente da rincorsa, da esperienza. Pozzo nel tempo si trasforma. Prima un mangialenatori, poi lega il suo nome ai grandi cicli, Zac, Spalletti, Guidolin, a quei cicli che sanno d'Europa. Con Pozzo alla guida l'Udinese ha conquistato 11 volte pass per le manifestazioni europee. Pozzo è il mix tra il tifoso romantico e l'imprenditore che sa individuare le giuste vie. È quello che conquista i successi e tiene legati a 6 tifosi e per i quali ancora oggi è riferimento, nonostante abbia più volte detto di aver lasciato la gestione al figlio Gino. Ma Giampaolo Pozzo segna un'epoca anche per quanto riguarda l'introduzione della tecnologia avanzata nel calcio e nella costruzione di stadi di proprietà, in questo caso con la formula concordata con il comune di Udine. È qui che ospita anche una finalissima degli europei Under 21 nel 2019. Auguri Paron, 80 anni oggi, ma da sempre almeno uno avanti agli altri. E la cronaca, una tragedia sfiorata questa notte a Trieste, dove un uomo ha trovato riparo all'interno di un cassonetto dei rifiuti per la notte. Il camion per la raccolta dell'immondizia l'ha raccolto e solamente la prontezza della persona alla guida del mezzo si è accorto che all'interno del vano c'era un uomo e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, l'hanno estratto, per fortuna non è rimasto ferito. Sul posto comunque sono intervenuti gli equipaggi dei sanitari insieme anche alla Polizia di Stato. E insospettiti da uno strano odore che proveniva da uno scantinato di un condominio di Pordenone, diverse famiglie hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le squadre volanti della questura di Pordenone. Insieme a Pordenone hanno trovato nello scantinato diverse sostanze stupefacenti, in particolare 300 grammi di droga, bilancini di precisione, tutto il necessario insomma per lo spaccio. Un 19enne per questo è stato arrestato e per lui poi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. E fugge all'alto sulla statale 13 Pontevana, ma viene inseguito e bloccato dagli agenti della polizia locale di Reana del Royale. A finire nei guai un uomo che ha guidato contromano a folle velocità a 48 anni. Vediamo cosa è successo. Fugge all'alt, rintracciato e denunciato, guidava con la patente revocata e il suo veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo. Lo ha bloccato la polizia locale di Reana del Royale, che ha deferito a piede libero un uomo di 48 anni dopo una rocambolesca fuga. Durante un posto di controllo lungo la statale 13 è scattato l'alt, ma il conducente, che guidava un veicolo di grossa cilindrata, ha iniziato una folle corsa per sfuggire agli agenti. Dopo ripetuti sorpassi, circolando per lunghi tratti in contromano nonostante l'intenso traffico, costringendo i veicoli provenienti dal senso opposto di marcia a sterzare repentinamente alla propria destra per evitare un impatto frontale, mettendo a forte rischio l'incolumità pubblica, l'equipaggio coordinato dal vice commissario Massimo Pascotini alla fine l'ha bloccato in totale sicurezza. È emerso che in febbraio era già stato fermato dalla polizia di frontiera mentre circolava, nonostante da 4 anni pendesse a suo carico un provvedimento di revoca della patente. È stato
denunciato alla Procura della Repubblica di Udine per guida senza patente e per resistenza a pubblico ufficiale. Ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza la manomissione sulla lettura dei chilometri, verosimilmente attuata per eludere i controlli da parte delle forze dell'ordine. E i vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli, insieme ai colleghi con una botte proveniente dal comando di Udine, sono intervenuti questa notte a Coseano per un incendio di rotoballe che ha interessato una porzione di un terreno. Si tratterebbe di un incendio di natura dolosa. E voltiamo pagina, presentati ieri pomeriggio a Cervignano del Friuli 2 sportelli dedicati alle famiglie che si occupano di persone affette da Alzheimer. Sarà attivato anche il servizio check-up della memoria. L'iniziativa è del Comune ed è stata sostenuta da Fondazione Friuli per le famiglie di tutto questo ambito territoriale. Vediamo. Una diagnosi del morbo di Alzheimer cambia la vita delle persone colpite da questa malattia e anche delle loro famiglie e amici. Il Comune di Cervignano e il Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito socio-assistenziale del Cervignanese e della Tisanese ha partecipato al bando di finanziamento di progetti welfare territoriale promosso da Fondazione Friuli, ottenendo il sostegno per la realizzazione del progetto Welfare di Famiglia presentato da Atena, città della psicologia. A partire dal 26 maggio nella sede del servizio infermieristico di comunità sarà attivo lo sportello Alzheimer, aiuto all'Alzheimer, non so cosa fare, tenuto dalla dottoressa Antonella Brugnetta, psicologa e psicoterapeuta. Verrà data la possibilità ai caregivers di accedere a una consulenza dedicata al caso specifico per la gestione domestica del malato di Alzheimer. Lo sportello è un'occasione per offrire sostegno ai familiari che si trovano a dover gestire una quotidianità inaspettata e complicata a fianco di un anziano fragile o con demenza. A partire invece dal 9 giugno, sempre nella sede del servizio infermieristico di comunità, sarà attivato anche lo sportello check-up della memoria tenuto dalla dottoressa Alessia Carta, psicologa e coordinatrice del progetto Welfare di Famiglia della cooperativa Atena. Un servizio dedicato a un iniziale inquadramento diagnostico e alla valutazione neurocognitiva dell'anziano con un test di screening. Riconoscere tempestivamente i segnali di una possibile malattia degenerativa permette di accelerare i tempi della diagnosi, facilitando così l'attivazione di un percorso di cura. Le attività sono gratuite. Per informazione e per prenotare una consulenza si può chiamare il numero 347 54 18 063. E sono tante le attività che animeranno Butro fino al prossimo autunno su tutta la Coppa dei Campioni di Softball che si terrà ad agosto e che porterà in Friuli oltre 300 allieve. Sentiamo. Butrio punta a uno sviluppo turistico complessivo oltre a quello enogastronomico. A tal proposito intende promuovere il suo territorio anche nelle località balneari della regione. L'area ha potenzialità che vanno sfruttate al di là dell'enogastronomia, spiega il sindaco Eliano Bassi, che insieme alla Giunta sta organizzando una serie di eventi di richiamo che contribuiranno a farla conoscere al di là dei confini nazionali. In particolare ad agosto è in programma la Coppa dei Campioni di Softball che porterà a Butrio 10 squadre europee con 300 atleti, mentre dal 24 al 26 settembre sarà riproposto il Tree Art Festival. Ci stiamo concentrando su proposte alternative che hanno come centralità l'ambiente, continua Bassi, sottolineando i suoi progetti per il futuro di Villa Toppo Florio, anche in vista dell'apertura del Museo regionale dei vini. L'idea è di sfruttare la struttura con eventi culturali periodici. Intanto a Butrio si sta organizzando anche il centro estivo per i ragazzi dai 7-14 anni. La sede sarà quella del centro sportivo dove si praticano baseball, calcio e pallacanestro, con la possibilità in estate di farlo funzionare 4 settimane, 2 in più rispetto al 2020. E mancano ormai pochi interventi per rendere visitabile da parte di turisti e di curiosi uno degli opifici più significativi legati alla storia, alla vecchia storia industriale di San Vito al Tagliamento, l'ex essiccatoio Bozzoli. Installato il sistema di illuminazione sarà possibile musealizzare le stanze al primo piano recuperate integralmente dal Comune. Andiamo a vederle. Elemento fortemente caratterizzante del patrimonio edilizio sanvitese non solo per il suo valore architettonico, ma anche per la sua identificazione con il territorio, l'ex essiccatoio Bozzoli di San Vito al Tagliamento continua a essere al centro di interventi di ristrutturazione.
Il comune lo ha acquistato nel 1994 per poi avviare in più lotti il suo recupero. Oggi è destinato già in parte a spazio di aggregazione giovanile, a uffici di servizio per la comunità e a zona dedicata a mostra di arte contemporanea. Una parte, quella che compone il cuore del vecchio opificio, le cui macchine sono state integralmente ristrutturate, sarà presto visitabile. Questo è l'intendimento della giunta di Bisceglie, che sta lavorando al sistema di illuminazione e anche alla ricreazione della lavorazione del bozzolo, così da rendere immediatamente comprensibili le fasi di cottura, essiccatura e tessitura della seta. Grazie alle prime giornate del FAI 2021, promosse dai volontari di Pordenone, questi spazi sono stati aperti in forma straordinaria a metà maggio ed è stato possibile vedere non solo la stanza delle vasche a piano terra, ma anche la vecchia centralina di alimentazione installata al servizio dell'opificio. Il grande stabilimento, a 3 piani, aveva ampi spazi. Al piano terra sono tuttora presenti il vano con le stufe e un altro con le vasche per l'essiccazione dei bozzoli. I 2 piani superiori, un tempo adibiti alla lavorazione e alla conservazione dei bozzoli dopo il recente restauro, ospitano attività e uffici dell'amministrazione comunale, ma mostrano ancora chiaramente riconoscibili la struttura e la finalità dell'edificio. E dopo 3 anni riapre al culto la chiesetta dei matrimoni a Montegnaco di Cassacco, dedicato a San Giusto. A pochi passi da Villa Deciani, l'edificio sacro è stato oggetto di un complesso intervento di recupero, reso possibile anche grazie alle donazioni dei fedeli. Vediamo. Chiusa dal 2018, sarà riaperta al culto il 29 maggio prossimo la chiesetta dei matrimoni di Montegnaco di Cassacco. Ci sono voluti 3 anni per mettere in sicurezza la volta che stava cedendo. I fondi per il suo recupero sono arrivati dalla CEI 8 per 1000 e da Fondazione Friuli, oltre che da donazioni di fedeli. L'edificio sacro, la cui parte più antica risale al 1300, è dedicato a San Giusto. Per festeggiare la sua riapertura, oltre al parroco Don Giovanni Straulino, sarà presente anche l'arcivescovo di Udine. Il recupero è stato eseguito, di concerto con la Soprintendenza dei Beni, dal Laboratorio Restauro Lizzi di Artegna, su progetto dell'architetto Stefano Sabadini di Tricesimo. L'appuntamento è per le 10:30 con una cerimonia che si terrà nel parco dedicato a Guido Zanier e nella piazzetta antistante la chiesa, dedicata agli emigranti. E con questa bella notizia dal nostro territorio si chiude anche il TG delle 12:30, ma restate con noi perché tra poco c'è a voi la linea con collegamenti e approfondimenti dal nostro territorio. Una buona mattinata.